Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Signore e signori, buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay. Oggi, 8 gennaio, in diretta dagli studi di Teleeuropa Network. Insieme ai nostri ospiti parleremo della sconfitta del Crotone contro il Milan e poi faremo il punto sulle calabresi di Serie C. Affronteremo anche l'argomento calciomercato e vedremo quali sono le novità. Partiamo subito perché abbiamo tanto da affrontare insieme al coordinatore della trasmissione Franco Segreto. Buon pomeriggio Silvia e buon anno a tutti i telespettatori. Puoi andare. Iniziamo col presentare i nostri ospiti. Pippo Gatto per nuovacosenza.com. Buon pomeriggio, auguri fatti di buon anno e della Befana. Volto noto della emittente in quanto anche conduttore di Linea Rovente e Anteprima Sport. Per il Cosenza Calcio il team manager Kevin Marulla. Buon pomeriggio, grazie dell'invito e auguro a tutti quanti telespettatori. Il nostro amico mister Tommaso Napoli. Buon pomeriggio a tutti, auguroni a tutti quanti. E per il rende il direttore generale Giovanni Giardullo. Buon pomeriggio. Grazie per a tutti di essere intervenuti oggi insieme a noi. In più avremo anche 2 dirette telefoniche, vero Franco, con il direttore sportivo del Crotone Beppe Orsino e con il presidente della Regina Mimmo Praticò. Allora, iniziamo subito col parlare del Crotone. Crotone che esce sconfitto da San Siro contro il Milan per 1-0, che resta a 15 punti in classifica e insieme alla SPAL davanti soltanto al Verona a 13 punti e Benevento 7 punti. Crotone che nel prossimo turno alla ripresa affronterà proprio il Verona. Affronterà il Verona in trasferta, hai detto bene, io poi vorrò sentire dalla viva voce del direttore sportivo del nostro amico Peppe Orsino quello che sta succedendo al Crotone, perché gioca 55 minuti, 60 minuti, tiene bene il campo come è successo magari all'Olimpico contro la Lazio e poi negli ultimi 15 minuti magari imbarca 3-4 gol. Aveva perso in casa contro il Napoli, ma lì poi c'è stato un qui pro quo per quanto riguarda il mano di Mertens, non convalidato dall'arbitro, il calcio di rigore, eccetera. E poi ha tenuto anche bene il campo contro il Milan di Gattuso al Meazza di Milano. Poi al 54esimo, dopo 9 minuti dall'inizio della ripresa, c'è stata quell'uscita un po' avventata, se vogliamo, del portiere Cordaz, che tanto bene poi si era comportato nel corso dei 90 minuti, sulla testa appunto di Bonucci, ecco qua, e quindi è nato il gol della vittoria del Milan. Quindi un Crotone che deve rivedere un po' il suo aspetto di determinazione, principalmente nella seconda parte delle gare, perché stanno costando appunto punti pesanti. Sono 9 punti che ha perso il Crotone nelle ultime 3 partite, dicevi bene tu, 15 punti in classifica insieme alla SPAL, ma dietro c'è il Verona a 13 e poi ci sarà questo scontro diretto alla ripresa esattamente nella seconda parte di gennaio a Verona, al Bentegodi contro la squadra di Pecchia. Bene, allora prima di sentire al telefono il direttore sportivo del Crotone, Pippo, ti volevo far intervenire un attimo sulla gara Milan-Crotone. Sì, certamente la gara in cui il Crotone poteva cercare e sperare di fare punti, anche se c'era arrivata vicino, 14 angoli a 0, dicono tutto su come il Milan abbia sprecato sotto porta diverse occasioni, tolto comunque il fatto che il Crotone ha tenuto di partita, questo gli fa onore anche perché la squadra adesso nata da Zenga e del presidente Brenna sta facendo veramente bene, purtroppo però paga anche... Pippo, scusaci un attimo, ci dice dalla regia che c'è la centralina che non va bene, forse va acceso il telefono, la centralina puoi controllare? Il telefono forse sulla... o forse va tolto, così ci dice il Solionente che ringraziamo, che è regia. Ripetiamo da capo. Sì, poi c'era la centralina che evidentemente era andata in tilt. C'era... Nel frattempo aspettiamo Peppe Orsino. Sì, stavamo dicendo appunto che non è certo questa la squadra in cui poteva cercare punti il Milan, il Crotone. Milan e Juventus sono 2 squadre che comunque hanno faticato contro un Crotone ben messo in campo, che però paga, a mio avviso, l'assenza di un lupo d'aria come era Falcinelli la scorsa stagione, un attaccante che nella occasione, perché le occasioni il Crotone le ha avute, la mettesse dentro. Peccato anche perché aveva tenuto per più di un'ora, per quasi un'ora, cioè il 54esimo,
e aveva tenuto la partita. Alla fine però paga dazio così come sta pagando con le grandi squadre. Non gli si può dire niente, ripeto. L'unico problema è quello di riuscire a trovare una soluzione che gli permetta davanti di essere più dirompente alla squadra di Zenga. Che dire, il campionato è ancora lungo, se la giocheranno queste 4 squadre a mio avviso, anche perché tutte le squadre che ha affrontato, vedi Udinese, vedi Sassuolo, sono squadre che si stanno riprendendo e che hanno organici molto competitivi. Per quanto riguarda invece i pitagorici c'è da dire solamente che evidentemente Ursino opererà sul mercato e farà qualcosa che probabilmente, come è successo l'anno scorso, potrà e forse cambierà qualcosa. Bene, a proposito di questo dovrebbe essere in linea con noi il direttore sportivo del Crotone. Pronto? Pronto, pronto. Salve, buonasera e grazie di essere intervenuto oggi in trasmissione con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Possiamo alzare il ritorno in studio, Enzo, grazie. Franco Segreto, Peppe, grazie per essere intervenuto. Franco. Buonasera, Ciao. qui abbiamo tanti ospiti, il collega che stava parlando Pippo Gatto di nuovacosenza.com, poi abbiamo Buonasera. Kevin Marulla, team manager del Cosenza, Un abbraccio. che ha conseguito anche da poco il patentino di direttore sportivo. Kevin, complimenti. Sì, grazie. Poi abbiamo Tommaso Napoli, allenatore che tu conosci bene, poi abbiamo Giovanni Ciardullo che è il direttore generale delle Rende, questa rivelazione. Grazie. Allora, direttore, si parlava del Crotone, insomma questa sconfitta a Milano, la sconfitta col Napoli, quella all'Olimpico contro la Lazio. Zenga ha detto è una squadra che si salverà al 200%, ma è chiaro che volevo capire un po' il momento che sta attraversando la squadra pitagorica e poi quelli che saranno gli obiettivi sul mercato. Grazie, direttore. Niente, il momento per quanto riguarda le prestazioni non si può imputare niente alla squadra, perché se tutte e 3 partite abbiamo fatto secondo me 3 ottime partite, solamente che nel calcio se non fai punti può fare qualsiasi prestazione, però nello stesso tempo deve pensare che ci dobbiamo salvare, quindi a noi bastava sinceramente anche un punto in queste 3 partite, non ci siamo riusciti, però il nostro campionato inizia a Verona, lì come l'anno scorso noi dobbiamo fare 6 vittorie e 2 o 3 pareggi per salvarci, quindi sappiamo già che cosa andiamo incontro e sappiamo che come ogni anno dobbiamo penare, dobbiamo soffrire fino all'ultimo. Posso chiedere la quota salvezza più o meno come oscilla quest'anno? Ma bisogna vedere le squadre di testa se continuano in questa maniera a vincere sempre. Sì. Però secondo me 35-36 punti bastano. Potrebbe esserci la salvezza. Pippo, volevi fare una domanda? Sì, direttore, il problema del Crotone è evidente che non segna come segnava, forse l'anno scorso era più incisivo, gol di classe come quelli di Falcinelli e quest'anno forse senza togliere niente a tutti i suoi attaccanti, per carità. Avete pensato di aggiungere qualcos'altro, cambiare qualcosa lì davanti? Sono sempre le solite domande, scusatemi. Per carità. Però io penso una cosa, che quando una squadra gioca bene gli attaccanti qualsiasi fanno sempre gol, quando la squadra non gioca bene non si fa gol, non dipende dall'attaccante. Io come vedo il calcio non dipende dall'attaccante, noi in questo momento abbiamo problemi sugli esterni perché cambiando gioco 4-3-3 i 2 esterni alti non vengono mai dentro, ecco, noi dobbiamo potenziare la squadra proprio in quel settore, perché poi come attaccanti noi abbiamo Budimir, abbiamo Trotta, abbiamo Simmi e abbiamo un giocatore che ci rientra a febbraio che è Tuminello. Secondo me quando è venuto anche l'anno scorso Falcinelli aveva fatto semplicemente un gol in Serie A, lì da noi, perché la squadra giocava molto bene, perché i 2 attaccanti si integravano molto bene, poi se la squadra ha entusiasmo sicuramente poi si faranno i gol e prendi meno gol possibili, quindi non sono tanto d'accordo sempre che manca l'attaccante. Io penso se l'attaccante non si chiama
Higuain, se un attaccante non si chiama Dzeko, gli altri dipende molto dalla squadra, sia nel difendersi che nell'attaccare. Sì, beh, era anche del fatto che Budimir forse ha un po', non dico deluso, ma nelle ultime partite Budimir è stato determinante fino adesso senza dubbio, però se la mette dentro un paio di volte con, che dire, il gol davanti alla porta un paio di volte erano stati determinanti, addirittura poteva addirittura portare via il pari. Non dico, nelle ultime 3 partite è stato proprio lui che ha avuto le occasioni migliori. Non voglio fare critiche a Budimir, per carità. Io penso che il gioco che fa Budimir è un attaccante che spazia su tutto l'arco dell'attacco, che poi se sbaglia il gol può succedere quello che è successo domenica, prendere un gol in quella maniera, certo, e non riuscire a recuperare. Ecco, lì forse ha ragione, perché abbiamo sbagliato 2 occasioni davanti alla porta, però al ragazzo cosa bisogna dire? È il ragazzo che dà tutto in campo, ma io ai gol sono sicuro di Budimir, specialmente se verranno questi 3 giocatori che dovrebbero venire. Possiamo anticipare qualche nome, direttore? Hai parlato di esterni, quindi almeno un paio saranno esterni, se ho capito bene. Noi stiamo cercando di portare nuovamente Ricci. Ricci. È un giocatore che per noi è importantissimo, perché sa fare il trequartista e l'esterno. E Krisetic? Può darsi pure che è difficile, perché non si sa mai che succede nel calcio. È vero. Direttore, le faccio fare una domanda da Mister Napoli. Sì. Buonasera, sì, direttore. Più che una ciao, domanda, ciao. Io penso che di solito si guarda sempre all'attacco, al chi realizza. Io ho visto la partita con il Milan, la squadra ha giocato una grande partita. Io penso che dal mio punto di vista bisognerebbe forse intervenire un po' più nella qualità dei centrocampisti, nell'effettuare l'ultimo passaggio, come ha detto lei, dagli esterni nell'addentrarsi, nell'entrare dentro il campo ed essere più vicino alla porta. Poi è normale che a certi livelli, quando si subisce un gol, e come lo si è subito, per dire, domenica, perché è stato un infortunio, diventa, certo, magari a certi livelli diventa anche un po' più difficile, ma magari si perde un pochino di entusiasmo, perché magari ti gira male. Allora, sì. Per cui io penso che per arrivare alla conclusione, diciamo alla finalizzazione, io penso che bisognerebbe forse aumentare un pochino quello che è la qualità in mezzo al campo, le uscite, che certe volte si sbaglia tanti palloni semplici di uscita da dietro. Zenga sta facendo un ottimo lavoro su questo, da quello che vedo anche durante le partite. Se si eliminano un po' di questo errore, si alza la qualità in mezzo al campo, io penso che anche l'attaccante, che è il primo difensore, che vedo che aiutano tantissimo la squadra nel difendere quando è in possesso palla la squadra avversaria, io dico che il problema, non dico che è risolto al 100%, però si possono ottenere dei risultati importanti da qui alla fine del campionato. Non so se lei è d'accordo con questa mia tesi. No, sono d'accordissimo. Infatti noi a centrocampo faremo qualcosa. Infatti questa era una squadra, perché nessuno poi si ricorda un fatto, che era impostata a giocare il 4-4-2. Esatto, per cui con movimenti diversi. Perché Nicola giocava 4-4-2. Esatto. Poi all'improvviso è successo quello che è successo, e quindi determinati giocatori si stanno adattando al nuovo modulo. Però stanno lavorando bene, direttore, perché li vedo, ripeto, nelle partite, almeno in quei 90 minuti, dico che hanno una grande predisposizione a cercare di recepire quello che vuole il proprio allenatore, e questo è importantissimo. Ma sono ragazzi eccezionali. Poi se eliminano l'errore, perché può capitare anche di quelle partite che magari tiri, sbatte sul palo oppure esce fuori di qualche centimetro. Vero. Anche lo 0-0 certe volte può portare, come ha detto lei, dice in queste 3 partite se facevamo un punto già se era uno guarda le rotolato. partite, no? Come? Se uno guardando le partite, specialmente le ultime 3, se uno si ricorda la partita di Roma con la Lazio, sì.
È una cosa assurda perdere la partita 4-0 quando per 70 minuti se c'era una tenuto il squadra campo, avete tenuto che il meritava era il Crotone. E che avete sfiorato più volte il gol. Esattissimo. Però lei lo sa benissimo che in queste categorie qui e soprattutto nella categoria... Poi quando c'è una grande squadra, perché la Lazio per me, dopo la Juventus attualmente, viene la Lazio come tipo di gioco. Sì. Perché è una grandissima squadra, ti punisce in quella maniera e allora poi certamente, ma noi dobbiamo fare il nostro campionato non con queste grandi squadre, noi dobbiamo farlo con squadre alla nostra portata, che sono le ultime. Ho sentito che dite che ce la giocheremo le ultime 4. Le dico che sicuramente ci sarà qualche squadra in più. Sorpresa. Sì, sicuramente. Franco Segreto. No, io volevo fare una battuta, speriamo che non ci sia il Cagliari, direttore, non ci sia il Crotone, insomma, dai, togliamo tutte e due le rossoblu. Tifoso del Cagliari. Siccome io sono Gigi Riva dipendente ormai da una vita, Speriamo, Peppursi lo sa, i colori sono rosso-blu per tutte e due le squadre, speriamo Crotone e Cagliari, che poi tutto il resto praticamente se la vedranno loro. No, volevo ridare la parola a Silvia per dire in un minuto, ecco Silvia, vai. Direttore, una battuta sulle squadre calabresi di Serie C. Ovviamente Rende, Cosenza, Catanzaro e Regina. La grande sorpresa è il Rende. Sì. Sicuramente bisogna dare atto che stanno lavorando una società veramente seria, società competente, quindi per me è stata una grandissima sorpresa, però vedendela giocare non è sorpresa. È vero. Perché l'allenatore sta facendo un grandissimo lavoro, ma specialmente il direttore e Franco Gagliardi stanno facendo anche loro una cosa veramente fuori del normale. E poi il direttore sportivo è di Crotone, non lo dimentichiamo. Martino. È un vostro prodotto. Sì, no? l'ho conosciuto, è un bravissimo ragazzo. Sì, bravo, molto conosciuto. bravo. Molto bravo e preparato, anche gli facciamo gli auguri che è diventato anche lui direttore sportivo insieme a Kevin, giusto? Sì. Per quanto riguarda il Cosenza, me l'aspettavo. Sinceramente quando ho visto che hanno preso allenatore Braglia ho detto questa è una squadra che sicuramente arriverà nei playoff. L'ho visto giocare un sacco di volte, è una squadra che sta migliorando in continuazione e questo è il grande merito dell'allenatore. Catanzaro? Catanzaro mi aspettavo molto di più. E poi Catanzaro è una società veramente che può aspirare a livelli altissimi. Ma sono sicuro che quest'anno è un anno di transizione e l'anno prossimo sicuramente lotteranno a vincere il campionato, questo è sicuro. Per quanto riguarda la Regina, sta facendo il campionato in base alla squadra che ha, siccome io parlo sempre chiaro, io sono un tipo che dico sempre quello che penso, stanno facendo già molto. Secondo me è una squadra che se non si rinforzerà deve lottare fino all'ultimo a salvarsi, perché la qualità della squadra è quella lì, però bisogna dare atto alla società che sta facendo sacrifici enormi e quindi mi auguro con tutto il cuore che tutte e 4 le società faranno un giorno di ritorno all'avanguardia, ecco. Bene, grazie direttore di essere intervenuto qui oggi a Replay. La ringraziamo da parte di tutti, anche i nostri ospiti. Grazie direttore, saluti Eugenio Caligiuri e tutti gli altri. Grazie e buonasera. Grazie. Bene Franco, allora chiudiamo la parentesi con la Serie A. Sì. Passiamo abbiamo parlato un po' di calcio. Quando parla di Higuain e di Dzeko, un direttore sportivo come Ursino, che poi è uno dei migliori a livello nazionale, insomma, tanto di cappello. Bene, allora passiamo alle cose un po' più vicine a casa nostra, diciamo così. Io partirei subito col fare intervenire Kevin. Visto che finora è stato zitto. Visto che finora è stato in silenzio. E facendogli fare un po' quello che è il bilancio su questa prima parte di campionato del Cosenza. un po' luci e ombre, cioè una prima parte iniziata un po' così, poi il cambio in panchina che ha portato insomma il Cosenza adesso al posto forse che gli compete, quindi in zona playoff. Sì, sicuramente è innegabile che l'inizio non sia stato quello aspettato, questo non possiamo negarlo, però sinceramente anche da questa trasmissione e da altre
da altre fonti, abbiamo sempre manifestato fiducia ed equilibrio nel giudicare quel momento abbastanza negativo. Siamo stati bravi, secondo me, anche se magari poteva sembrare presto, poteva sembrare magari troppo presto, a cambiare in quel momento, perché ci siamo resi conto che non era la strada magari adatta per perseguire l'obiettivo di quest'anno, che era quello di migliorare ancora di più l'andamento. I risultati poi ci hanno dato ragione, pian piano, perché comunque cambiare non è mai facile, specialmente quando credi tanto e metti tanto in un nuovo corso. Ora raccogliamo, ancora non siamo soddisfattissimi, perché poi è nella nostra indole quella di voler sempre migliorare, di voler sempre puntare ancora più in alto, però sicuramente siamo più tranquilli rispetto all'inizio e i risultati ci danno ragione al momento e viviamo con più serenità questo inizio del girone di ritorno, quella serenità che poi secondo me è fondamentale, come dicevamo prima con Mister Napoli. Spesso si fa presto magari a dare addosso a dei giocatori, a una società, a un allenatore, a tutto quello che ruota intorno alla squadra, senza dimenticarci che magari quando si affrontano momenti negativi quello che poi conta di più è l'aspetto psicologico ed è quello che fa la differenza, quindi non è un interruttore che si accende e si spegne in pochi secondi, ma la serenità è una cosa che si riguadagna piano piano con il lavoro, con i risultati soprattutto e con la fiducia nei propri mezzi. È quella che stiamo acquisendo nuovamente noi, è quella che ci sta permettendo di proseguire su questa marcia. Speriamo adesso, insomma, la sosta è arrivata in un momento in cui eravamo in grande condizione e stavamo ottenendo dei grandissimi risultati, ma sono sicuro che continuando il lavoro che sta facendo questo staff tecnico, questa società, non faremo fatica a ricominciare con quel tipo di verve e con quel tipo di convinzione. Poi le partite vanno giocate e possono finire in qualsiasi modo, però di sicuro c'è una ritrovata fiducia, una ritrovata serenità che nel calcio possono fare la differenza a volte più dei mezzi tecnici. Bene, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, restate con noi e torniamo insieme ai nostri ospiti. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi. Allora, stavamo parlando con il team manager del Cosenza Calcio, Kevin Marulla, a cui volevo chiedere. Allora, ieri siete rientrati, quindi sono ricominciati gli allenamenti e c'è un impegno prossimo per il Cosenza, cioè domenica si giocherà per la Coppa Italia Cosenza-Trapani. Come si approccia il Cosenza a questo impegno e rispieghiamo un attimo anche il regolamento, cioè gara secca, insomma, dici un po' tu. Noi diciamo con la Coppa, quando pensiamo alla Coppa Italia ci vengono sempre in mente dei bei ricordi, quindi viene naturale fare un sorriso quando si parla di Coppa Italia, noi non la snobbiamo assolutamente. E anche dal punto di vista fisico, seppur non c'è mai una regola esatta, è tutto relativo, è chiaro che magari non fermarci così tanto, legando al discorso che facevo prima, può essere anche un aspetto positivo da questo punto di vista, e quindi l'abbiamo accolta anche in maniera favorevole per quanto riguarda l'aspetto fisico. Per quanto riguarda invece l'aspetto puramente sportivo, intanto è una bella partita perché arriva una squadra comunque importante come il Trapani, che ha una rosa così ampia e forte che anche volendo far giocare delle seconde linee cosiddette può venire qui in maniera importante e cercare di fare la partita, perché insomma non dimentichiamoci, come dicevi prima tu, che la Coppa Italia da 2 anni a questa parte dà anche accesso ai playoff e non solo, ti fa andare avanti, ti fa accedere direttamente alla seconda fase, quindi acquista un valore veramente importante. Tra l'altro sfortunatamente quando la vincemmo noi non c'era questa regola. Guarda caso, vince Tommaso Napoli, guarda caso, i playoff nazionali, il nostro presidente non va da nessuna parte. Arriviamo noi, arriviamo sempre con l'autobus. Il nostro presidente, proprio vincendo la Coppa noi, si rese conto che non c'era nessun vantaggio. Allora da consigliere di Lega mi ricordo che si batté in maniera importante per far ottenere a chi vinceva la Coppa questo vantaggio di cui adesso si può usufruire. Quindi ancora più importante, ancora più valore per questa Coppa
Coppa, che comunque andare avanti in una piazza come Cosenza, in una competizione del genere, ti porta sempre delle belle serate e delle belle giornate di sport, quindi speriamo bene. Si gioca alle ore 15. Sì, alle ore 15 è una gara secca, esatto, e sono gli ottavi di finale. In caso di parità, lo vogliamo ricordare, Kevin, ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Allora io farei un invito naturalmente al popolo rossoblu, a quelli della provincia. Speriamo perché la prima gara dopo la sosta, insomma, abbiamo finito bene. E loro hanno già intervenuto per la gara per Tra l'altro li abbiamo battuti insomma in casa non tanto tempo fa, quindi ci sarà anche questo motivo di rivalsa. Anche volti nuovi sicuramente. Sì, di questo ne parliamo dopo, ne parliamo sicuramente a Trapani, forse prima di Cosenza, perché stanno vedendo un po' di rimpolpare la rosa, che loro credono ancora, Tommaso, in questa vittoria del campionato. Poi ne parleremo anche con il presidente della Regina Mimmo Praticò, parleremo delle squadre calabresi, ma anche di quello che succede in cima alla classifica. Te Silvia. E passiamo invece in Casarende col direttore generale Giovanni Giardullo, un Rende che ha vissuto insomma dei mesi abbastanza forti a livello emotivi, in quanto quest'estate c'è stata prima l'esclusione, poi il reintegro nel campionato di Serie C e poi questo inizio scoppiettante, una squadra prevalentemente composta da giovani, ma che probabilmente neanche voi vi aspettavate un rendimento così alto. Squadra rivelazione insieme forse al Siracusa del girone. È una bella etichetta questa di squadra di rivelazione. Te l'ha detto pure il direttore sportivo Ursini, quindi motivo di gratificazione. È grande motivo di gratificazione. E onestamente forse non ce l'aspettavamo neanche noi, è giusto riconoscere questa cosa. Partirei un po' più da lontano, nel senso che è stato una prima parte dell'anno, anche lì avevamo assemblato una squadra non per arrivare secondi. Direttore, chiedo scusa, queste sono le immagini dell'ultima gara contro l'Acragas. Con l'Acragas. Che avete vinto 2-0, questo è il gol di Domenico Franco. Importante. Quindi dicevo di una prima parte dell'anno in cui anche lì, insomma, inaspettatamente siamo rimasti a ridosso della prima in classifica, la Sigua Leonzio. Siamo arrivati meritatamente secondi, abbiamo vinto i play-off. E già lì, diciamo, credo avevamo fatto un mezzo miracolo. E poi si sono verificate le condizioni per cui si potesse fare richiesta di ripescaggio, c'erano i posti, abbiamo adeguato l'impianto, abbiamo fatto una serie di cose importanti, perché non era per nulla scontato, insomma, che ci fosse, tutte le condizioni venissero rispettate per essere ammessi al campionato professionistico. Poi che bel prato verde che avete, è una cosa incredibile. Lo stiamo trattando bene. E quindi niente, veramente pure noi siamo rimasti sorpresi da questo inizio di stagione, nella quale, come si diceva prima, non ci siamo fatti mancare niente nemmeno sotto il profilo emotivo, perché quell'esclusione è stata una mazzata devastante, poteva scombussolare un po' l'ambiente, togliere entusiasmo, mettere a repentaglio un po' anche quella prima parte di campagna acquisti che si era costruita. Direttore, questo è il secondo gol, il 2-0. Questo è il gol di Rossini. Avete chiuso la gara. 5 gol da centrocampista, insomma una bella scoperta. Rientriamo con le immagini. Ecco, possiamo tornare in studio perché questo... Ecco qua. Vai, direttore. E quindi dicevo che quella situazione di quest'estate, di quella ingiusta esclusione, poteva veramente costituire una mazzata formidabile. Invece ha trovato un ambiente che paradossalmente da quella situazione si è ricompattato. Stavamo vivendo un'ingiustizia notevole. Il Presidente, che persona forte, lì ha tirato fuori veramente tutto se stesso. Lo salutiamo, il Presidente Fabio Coscarella? Perché veramente ha vissuto quella cosa come un'ingiustizia che non meritavamo e quindi si è battuto veramente come solo lui avrebbe probabilmente saputo fare e siamo usciti poi
più che bene da quella situazione. Anzi, dicevo, probabilmente il paradosso è che quella settimana infernale ci ha, credo anche, no, i ragazzi che avevano preso parte si erano avvicinati a Rende, hanno capito insomma che la piazza forse meritava questa Serie C conquistata dopo 34 anni e quindi niente, da lì una serie di risultati importanti ai quali contiamo di poter dare un seguito, perché insomma l'ambiente è carico. Benissimo. Volevo chiederle una cosa, in maniera anche forse un po' scaramantica, a Rende si continua sempre a parlare di salvezza, salvezza, salvezza. Ma diciamo per che la sesto testa, il Rende, vista la posizione di diciamo che qui a pari punti, ma vista la posizione di classifica, si pensa anche, insomma, eventualmente ai playoff, cioè, direttore, ai playoff. Giornalisticamente fai bene il tuo lavoro. Grazie direttore, grazie. Fate benissimo il vostro, però davvero non riusciamo a svincolarci e non lo facciamo per scaramanzia dall'idea che insomma dobbiamo stare attenti, è un attimo a ritrovarsi invischiati in una situazione critica, anche perché i risultati dell'ultima partita secondo me sono lì a testimoniarlo. Si è alzata di molto la quota salvezza, perché insomma la Casertana che va a vincere a Catania è un attimo, ripeto, poi a trovarsi invischiati, anche perché qualche battuta d'arresto noi l'abbiamo avuta nella fase del girone d'andata che equivale a quella di adesso, perché noi perdemmo esattamente 3 partite, Siracusa, Lecce e Francavilla, che sono le 3 partite che andiamo ad affrontare adesso. E poi c'è la sosta per noi, no, in quanto squadra che deve riposare. Il 28 sarà una gran bella partita al Lorenzon contro il Lecce? Credo proprio di sì. Il 28 di Quindi gennaio. Guardiamo a... Partita per partita. Stiamo con i piedi per terra, se poi magari qualcosa verrà sotto il profilo del playoff, perché no? Magari... Quanto è la quota salvezza, direttore? Secondo me non meno di 40. 39-40. Secondo me non meno di 40. Fino a qualche settimana fa credo che fosse più bassa. Sì. Allora Bene, Silvia, allora Pippo e poi Napoli. Ora facciamo fare il bilancio a Pippo. Da dove cominciamo? Partiamo da Cosenza e Rende. E subito dopo io Subito chiederei dopo. ad Enzo Leonetti la telefonata con il Presidente e la Regina. Grazie, vai Pippo. Che ti posso dire? Cosenza, una partenza, come dire, da dimenticare, ma per diversi motivi. Il Cosenza ripartiva con una squadra completamente nuova, tutta rifondata, con un allenatore nuovo che doveva dare un'identità, e il prezzo da pagare è quello che ha pagato purtroppo l'allenatore, perché il tempo nonostante ci fosse stato, perché luglio e agosto alla fine è stata una preparazione lunghissima, col campionato che è iniziato verso la fine di agosto e i primi di settembre, si è pagato un prezzo che a mio avviso non poteva essere diversamente. Sicuramente si è fatto un certo tipo di discorso sulla programmazione, su come dare una nuova identità sul tipo di gioco, che non era per niente male, Fontana aveva delle belle idee. Però purtroppo sono venuti a mancare degli elementi, a mio avviso, fondamentali, che avrebbero dovuto dare, quando tutto andava male, il loro apporto, mettendoci, non dico la classica, come si dice, la pezza, però quantomeno quell'esperienza che poi è mancata. Alla fine è arrivato Braglia, ha cambiato le carte in tavola, ha cambiato gioco, ha dato una identità nuova alla squadra, con le pedine che aveva in mano, ovviamente è ripartito da zero, alla fine riportando la squadra al gioco che a lui piace più, il 3-5-2, con questi esterni di centrocampo che coprono e quindi garantiscono una migliore copertura. La zona totale più o meno di Fontana è una cosa che ci siamo dimenticati, la zona sui calci d'angolo, quelle partite perse su palle piazzate, poi alla fine non è che poi chissà cosa in campo cosa avevano un po' combinato, però come dire, i gol fatti, la classifica piangeva tantissimo. Adesso ha imbroccato un buon filotto di risultati, però bisogna stare con i piedi per terra, perché erano tutte squadre abbordabili, squadre alla portata del Cosenza, ovviamente Trapani è l'eccezione che conferma la regola, ma il Trapani stava vivendo pure il suo periodo che sta ovviamente passando la sua crisi. Non a caso
è comunque agganciata a quel terzetto di testa che ha fatto un vuoto fra il terzo e il quarto posto, perché sono le prime 3 squadre che praticamente alla fine, a mio avviso, si giocheranno tutta quanta la stagione. Per il Cosenza il bilancio alla fine è positivo, perché queste 4 vittorie di fila praticamente hanno ridato tutto quello che il Cosenza meritava, perché l'organico non si discute affatto, anche se il ritardo di preparazione di giocatori importanti, Loviso, Pascale, giusto per fare qualche nome, hanno dato qualche pensiero in più, però alla fine il tecnico è riuscito a trovare il bando della matassa. Per quanto riguarda il Rende è sotto gli occhi di tutti, ha detto benissimo il direttore, il Rende ha fatto questo campionato onesto, puntando sui giovani, mettendo elementi preparati, nonostante la sfortuna, perché non dimentichiamo che ha avuto degli infortuni che gli hanno tagliato le gambe proprio nel periodo in cui è andato male. Se non sbaglio gli è venuto a mancare Franco di nuovo, poi ha avuto problemi con Gigliotti, se non sbaglio, poi sulle fasce sono venuti a mancare tutti e 2 gli esterni, lui che con gli esterni ci gioca molto. È stato sfortunato anche da questo punto di vista, però alla fine ha tenuto molto bene il campo, è ritornato ad essere il Rende che abbiamo visto all'inizio stagione, questa squadra che ha punito addirittura la regina andata e ritorno, e questa ultima vittoria fuori casa ha messo in crisi, ha fatto saltare proprio gli equilibri che si erano un po' stabilizzati a Reggio. Squadra che non ti lascia respirare. Bruno Trocino è un grande allenatore e gli faccio pubblicamente i miei complimenti, perché tiene bene il campo, mette bene la squadra in campo, nessun grillo per la testa, si studia bene la partita e porta il risultato a casa. Quell'1-0 che in Serie C è fondamentale, tu riesci a coprire, guardarti bene le spalle, fai quel gol e riesci a gestire la partita. Questa è la Lega Pro, questa è la Serie C, e Brunello alla fine, a mio avviso, farà una carriera importante. Per il resto l'ha detto bene il direttore Ciardullo, bisogna stare attenti, perché la Serie C di quest'anno è divisa in 2 tronconi. Il primo troncone se n'è già andato, a mio avviso. Dalla seconda parte ci sono tutti coinvolti, basta un passo falso e ti trovi a lottare per i play-out. C'è di buono che non ci sono retrocessioni, quindi c'è quella chance in più che magari può dare più respiro, però alla fine questo Rende lo vedremo nei play-off sicuramente. Ok. Tommaso. Tommaso Napoli, e poi nel frattempo vediamo di parlare con il presidente della Regina. Io faccio un'analisi forse un pochino più dettagliata, non che non sia stata fatta dettagliata, si è perso del tempo. Se guardiamo a quello che era un po' il lavoro fatto inizialmente dal Cosenza Calcio, perché si era partiti forse a differenza degli anni passati con i tempi giusti, se non ricordo male, ma secondo me stavano costruendo una squadra non adatta al sistema di gioco per l'allenatore iniziale, perché per me, guardando singolarmente pezzo per pezzo, e l'ho detto più volte anche in questa trasmissione, possono anche giocare, per carità di Dio, però hanno delle caratteristiche più per una difesa a 3. Perciò all'inizio farà una squadra che era stata costruita una squadra che era stata costruita a tratti, e non è partita con 20 persone o 22 o 23 persone, per cui già tutta una squadra assemblata, ma è partita a pezzi. Già questo secondo me ha fatto perdere del tempo all'allenatore. In più, ripeto, secondo il mio modesto parere non stavano costruendo una squadra adatta al sistema di gioco del 4-3 di Gaetano Fontana, e che era giocatori con caratteristiche totalmente diverse, perché preferisco, almeno io personalmente, per dire, uno Stadella che mi parte un po' più da lontano e non nel terzo d'attacco che magari negli ultimi 25-30 metri. Caccavallo magari non ha fatto un inizio di campionato in maniera schioppettante, giocatori che venivano da altri gironi e forse non erano abituati al girone C, che è un girone un pochino più di temperamento, un po' più magari di forse meno gioco spettacolare e forse più di grinta, cattiveria. Ripeto, per quanto riguarda, credo si è perso del tempo. Poi con l'arrivo del nuovo allenatore
dove penso che l'esperienza la fa da padrona, ha capito, secondo me, non perché prettamente piace il 3-5-2, ma perché ha capito che quel tipo di gioco e con quel tipo di caratteristiche di giocatori penso che sia il gioco forse più adatto a questa squadra, che poi può diventare anche un 3-4-1-2 o 3-4-3 a secondo, e dove, se mi permettete, le partite sono sempre difficili, non ci sono partite facili. Incontri il Lecce ed è facile, incontri la Paganese e vai a vincere facile a Pagani, perché non è facile anche andare a vincere. Diciamo che adesso hanno più autostima, più entusiasmo, e soprattutto quando arrivano i risultati viene tutto più semplice. Anche magari se prima tiri prendi il palo, magari tiri da 30 metri e la metti sotto l'incrocio dei pali, viene tutto più semplice. Adesso devono dare una continuità. Io mi auguro che non vanno a smantellare questo gruppo, che per me è un gruppo forte, l'ho sempre sostenuto dal primo giorno, e qui se c'è qualcuno che mi può smentire, perché tutti quanti, quando non si fa risultato, si attacca il singolo giocatore, quello non è buono. Io dico che bisogna essere bravi in una programmazione a cercare di capire quelle che sono principalmente le caratteristiche dei giocatori, sposandolo a un allenatore, perché oggigiorno l'allenatore del terzo millennio penso che deve essere bravo a non soffermarsi su un tipo di gioco, su un sistema di gioco, ma a poter variare anche in base agli uomini che si ritrova nello scacchiere. Per quanto riguarda il Rende, penso che sono state spese belle parole, e mi associo a tutto quello che è stato detto prima. Ti interrompo un secondo, Sì. Del Rende ti faccio parlare dopo, perché abbiamo al telefono il presidente della Regina, Mimmo Praticò. Presidente, buonasera. Buonasera a voi tutti e buon anno. Grazie anche a lei, grazie di essere intervenuto oggi insieme a noi. Grazie a voi. Allora, grazie Mimmo, buon anno. Franco Segreto, buonasera. E allora, abbiamo parlato prima con il direttore sportivo del Crotone Peppe Ursino, una carrellata sulle squadre calabresi, e parlando della Regina ha detto che state facendo dei notevoli sacrifici, perché onestamente è una squadra giovane, avete cambiato tanto, e spera, si è augurato, dice, che la Regina poi nella seconda parte possa uscire definitivamente da quella che è la zona calda. Ecco, facciamo un bilancio, tracciamo un bilancio e poi parliamo brevemente anche delle altre 3 squadre calabresi. Grazie Presidente. Grazie, diciamo che è un bilancio un po' in chiaro scuro, perché si era partiti molto bene le prime 11 partite, dopodiché c'è stato un calo dovuto probabilmente a più di un motivo. E finalmente, dopo la vittoria insperata, direi anche di Catanzaro, pare che il momento peggiore sia superato, almeno me lo auguro, per cui diciamo che questo primo scorcio di campionato io lo valuto in questo modo. Vediamo se c'è qualche collega che vuole intervenire. Pippo Gatti, c'è Kevin Marulla con noi in studio, poi c'è anche Tommaso Napoli, l'allenatore. Sì, Presidente, buonasera. Ho sentito Giardullo, che è arrivato Giuffrida, è stato lavorando per altri giocatori, addirittura si faceva il nome di Mezzavilla in probabile uscita. Che c'è di vero? Ma diciamo che stiamo valutando di rafforzare laddove è possibile, in base anche alle uscite, possibilità di migliorare qualcosa lo stiamo valutando indipendentemente dai ruoli e dai nomi, per cui oggi potrebbe essere chiunque, se c'è un'occasione per migliorare potrebbe essere chiunque. C'è anche il nome di La Camera che si sta facendo in questo periodo, poi ci sono anche, come dire, alcuni giocatori che sono appetiti da diverse squadre, Presidente, Bianchimano, Porcino, De Francesco. È possibile che qualcuno di questi possa andare via? Ma Bianchimano ha avuto diverse richieste, fino adesso non si è concretizzato nulla, per cui non posso dire, si potrebbe valutare laddove ci fosse una offerta importante, si potrebbe valutare al momento se il ragazzo può essere messo nelle condizioni da parte nostra. Certamente ci fa solo piacere. L'ultima cosa che chiedo io, l'ultima cosa che chiedo io, poi passo la parola a Mister Napoli. So che c'è un interessamento della Regina per il centrocampista del Rende, qui abbiamo il direttore generale Giardullo, Mimmo Franco, è vero?
No, questo non mi risulta che ci sia un interessamento Franco, che lo conosco bene, è un peccato fare, però da parte nostra in questo momento non mi risulta. Ho capito. Vabbè, poi nel calciomercato vanno e vengono le notizie. Non risulta. Ma non mi risulta. Tommaso Napoli per il presidente Praticò. Buonasera Presidente, noi ci siamo visti quest'estate quando siamo venuti con l'equipe Sicilia dei disoccupati. Mi ricordo benissimo. Ci siamo messi a parlare poi anche a fine partita, dove io la elogiavo perché aveva un gruppo di ragazzi interessanti e soprattutto tanti giovani interessanti. Penso che parecchi sono stati anche attenzionati da squadre di categoria superiore. Però le dissi anche che certe volte anche in questi campionati abbastanza difficili si cercava anche qualcosa dal punto di vista dell'esperienza, cosa che state ricorrendo un pochino adesso, perché non è che nelle 11 sconfitte o nelle 11 partite perse o nel filotto negativo si è giocato male, perché alcune partite sono state anche giocate bene, soltanto che per inesperienza si è subito anche dei gol balordi. Concorda con quello che le sto dicendo oppure no? No, diciamo che errori in campo come ci potrebbe stare sono state fatte diverse. Diciamo che la gioventù non aiuta, però c'è anche da dire che se vuoi per una società normale, tra virgolette, se vuoi stare in una categoria come questa devi trovare il mix giusto. Noi abbiamo puntato più sui giovani perché è stato un po' un anno di ripartenza per noi. È chiaro che laddove, come dicevo prima, ci sono le condizioni per dare un più di esperienza, valuteremo di farlo affinché si possa raggiungere possibile l'obiettivo che ci siamo prefissati. No, ma infatti la mia domanda era perché non farlo prima e forse magari adesso, perché non è che poi ci vogliono tanti uomini di esperienza per cercare di aiutare questo gruppo. Noi in campo, Tommaso, noi abbiamo 4-5, abbiamo Mezzavilla che ha 35 anni, abbiamo Fortunato che ne ha 27, Ciamanna 27, ci sono anche giocatori abbastanza esperti, sì, questo lo so. Quindi magari in determinati ruoli. Oggi se dobbiamo intervenire per dare ancora più esperienza lo stiamo valutando. Esatto, infatti da grande società lo state facendo perché, ripeto, a parte Chiari e Scuro, come ha detto prima, state facendo un discreto campionato tutto sommato, soprattutto nella ripartenza. Ma diciamo che abbiamo perso dei punti in modo banale. Quindi se avessimo 3 punti in più sarei d'accordo con te per dire che stiamo facendo un discreto campionato. Infatti. Presidente, poi dobbiamo migliorare assolutamente. Vabbè, questo sempre. Presidente Pippo Gatto, io le ho fatto i complimenti a Reggio quando siamo stati lì, che abbiamo vinto quella partita, peccato per voi, e per il coraggio con cui lei ha preso in mano questa società nel momento più brutto, diciamo in cui nessuno voleva più avvicinarsi alla regina, e adesso si continua a trovarsi, come dire, quasi da solo a combattere una battaglia, perché alla fine portare a termine un campionato di Serie C è impegnativo, più che impegnativo. Ma sul fronte societario ha trovato qualcuno che viene a darle una mano o ancora sta battagliando per portare in porto questa importante, scusi il gioco di parole, questa squadra che ha un gran blasone da difendere? Ti ringrazio per quello che tu hai detto. Devo dirti che 3 anni fa, quando per motivi che certamente tutti conosciamo, il calcio a Reggio è scomparso. Come no? Purtroppo dico chi è tifoso, uno come me che da quando avevo 4 anni, che io ricordi che vado allo stadio, pensare che nella squadra della mia città, anche per la mia storia, tra virgolette, che la squadra della mia città potesse rimanere senza calcio è una cosa che mi faceva stare molto molto male, è come se mi mancasse un parente intimo. Allora con alcune persone ci siamo messi assieme per cercare di ripartire. Sapete tutta la storia, quanto costava le pescaggi, quanto è costato le pescaggi in Serie D, quelli in Serie C,
e oggi ci ritroviamo ad andare avanti, purtroppo quasi da soli. Si è approcciato da diverse gente in questi anni, però alla fine io ho trovato un conio, ho definito che si sono affacciati, sono arrivati davanti alla porta e sono tornati indietro. Questa è la situazione, purtroppo. Abbiamo dato e continuiamo a dare a chiunque si presenta l'opportunità di parlare e di discutere, quindi noi continuiamo ad essere aperti a terzi. Presidente, non demorda perché ha dei giovani interessanti, per cui poi a batter cassa ci vuole poco, non per risollevare le sorti della Regina, perché avete dei ragazzi interessanti e soprattutto tanti giovani importanti da poter piazzare in squadre di Serie A. Presidente, grazie per essere intervenuto. In bocca al lupo alla Regina e grazie per essere intervenuto oggi insieme a noi in studio. Grazie, buonasera. Andiamo in pubblicità. Sì, andiamo in pubblicità, restate con noi per la terza parte di Replay dove parleremo di calciomercato. Oh, un nuovo là. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Salve, allora, bentornati con noi. Parliamo di calciomercato, Franco. Sì, calciomercato. Tiriamo fuori qualche nome dal cilindro. Ma è nomi dal cilindro, è chiaro che sono i primi giorni, il calciomercato poi andrà avanti fino alla fine del mese, fino al... Tutto a posto con il microfono? Sì, benissimo. Andrà avanti fino alla fine del mese, fino al 31 di gennaio e si chiuderà alle ore 23, quindi insomma le squadre si stanno guardando un attimino intorno. Chiaro che il Cosenza Braglia insieme al DS Trinchera hanno messo su col presidente Guarascio, poi ci sarà qui il nostro amico Kevin Marullo, ci dirà qualcosina. Che non ci dirà niente. Tu dici che niente. Vediamo di togliergli qualcosina, di carpire qualcosina. Comunque lo diciamo noi, facciamo i giornalisti, raccontiamo i fatti. E allora sono stati messi sul mercato, o meglio il Cosenza ha intenzione di mettere sul mercato il portiere Perina, che comunque ha un contratto fino al 2020, e il difensore Pinna. Diciamo che il mercato chiede questi giocatori, Franco. Sicuramente, anche Perina, Statella, a mercato. Se finisco il concetto poi potete parlare, vorrei finire il concetto, altrimenti non poi perdo il bandolo della matassa. Dicevo appunto di Perina che ha un contratto fino al 2020, Braglia nell'ultimo periodo ha preferito il più giovane Saracco. E Perina quest'estate aveva sia il Pescara che il Foggia e qualche altra squadra, vedremo un attimino come evolverà la situazione. Per quanto riguarda Pinna invece sembra che ci sia l'Alessandria, si parla addirittura di uno scambio con Pastore che Trinchera 2 anni fa aveva avuto alla Virtus Francavilla insieme ad Idda, quindi potrebbe ricomporsi destra e sinistra Idda e Pastore. Così come si parla dell'attaccante. Il Cosenza alla ricerca di un attaccante perché Statella praticamente dovrebbe andare via. C'è la Ternana che gli ha proposto un contratto fino al 2020 e quindi c'è anche il Livorno di mister Sottile che ha quasi vinto il campionato e con un piede e mezzo in Serie B, e poi c'è anche se non erro la Virtus Statella, insomma anche la Provercelli. Diciamo che Statella c'ha un bel po' di squadre, deve solamente scegliere perché è in scadenza di contratto e sono 9, qui poi passo la parola agli altri colleghi, i giocatori in scadenza di contratto, quindi Guarascio insieme a Trinchera e a Braglia devono vedere praticamente guardare naturalmente al futuro e a programmare per capire chi ha intenzione appunto di prolungare il contratto e a chi no. Quindi è tutto una situazione, caro Pippo, che seguiremo giorno dopo giorno. In evoluzione, esattamente. Questa è la situazione del Cosenza. Poi da Rende ci darà qualcosina in più il direttore generale Ciardullo. Vai con Pippo e poi Kevin. Allora Pippo, cosa vogliamo dire? Che nomi vogliamo fare? Non in uscita. Polidori, dimenticavo anche Polidori per quanto riguarda l'attacco per il Cosenza. Sì, si parlava di Polidori, di Legittimo, il centrale difensivo che vuole anche la Salernitana. Ci sta parlando di tutto e di più, come al solito all'inizio del mercato dei calciatori non ci sono verità e ci sono i procuratori che mettono ognuno
il suo giocatore in vetrina, perché probabilmente di riferimento. Vogliono cambiare aria, così come è successo anche qui a Cosenza. Probabilmente ci sono i giocatori, ovviamente sono tutti i migliori, che fanno gola, e sono richiestissimi, giustamente come hai detto tu Franco, Perina, Mungo, Caccavallo, che praticamente rientra a Venezia e dovrebbe arrivare a Catania, Statella, Pinna, tutti i migliori giocatori che Mendicino stesso, che è stato chiesto pure lui insieme a Mungo dalla Casertana, giocatori che fanno gol a altre squadre ovviamente, che però lasciano il tempo che trovano, perché innanzitutto prima di cedere, prima di prendere anzi, perché Cosenza vorrebbe rafforzare questa idea del 3-5-2 di Braglia, quindi vorrebbe giocatori che sono idonei a questo modulo, quindi qualcosa sicuramente faranno, ma prima ovviamente di prendere bisogna cedere. Il mercato chiede determinate figure, quelle che abbiamo appena detto, però ancora ci sono trattative a mio avviso lunghissime, soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti, che come al solito il mercato deciderà nell'ultima settimana, come è sempre accaduto, come è sempre successo. Per quanto riguarda il Cosenza sta guardandosi un uomo, diceva fra le righe mister Braglia, un uomo per reparto, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante, sono più o meno le tre figure che il Cosenza vorrebbe rafforzare. Bisogna vedere a questo punto come si concretizzeranno queste richieste, perché è vero sì che Statella lo vuole il Provercelli in Serie B, lo vuole il Livorno che sta salendo, ma soprattutto lo vuole la Ternana che sta premendo per averlo, però il Cosenza levarsi uno come Statella, se non ha una contropartita qualitativa dello stesso livello, non siamo pazzi, non sono pazzi che si levano un giocatore del calibro di Statella. È normale che ovviamente se c'è la possibilità di scambiare, prendere un pari valore, allora l'operazione si fa, ma quello che ho capito io e quello che si sente al momento non c'è assolutamente nulla, anche perché i giocatori sono tutti contenti di rimanere a Cosenza. Parlavamo poco fa diciamo, nella pubblicità, raccontavamo di come le società come Cosenza e Rende sono due società appetite dai giocatori, per il semplice motivo che sono società precise e puntuali, cosa che non accade in tutta quanta la Serie C. Giocatori che sono come dire, rispettati fino all'ultimo, le scadenze sono precise, e società così precise non ce ne stanno. Vero Pippo, vero. Fra poco dicevamo pure che arriveranno le prime mazzate della Covisoc, società che non hanno rispettato i parametri degli stipendi, non hanno rispettato i parametri dei versamenti, e allora bisogna fare un po' un quadro più preciso e capire fino a che punto possono essere vere queste voci di uscita. Tra altre cose si parlava di Mungo alla Casertana lungamente, quando Mungo, a quanto ho saputo io, adesso non so, pare che abbia già rinnovato, quindi voglio dire, probabilmente se c'è l'occasione può darsi pure che entrerà in qualche trattativa, ma quello che ne so io, al momento i vari Polidori, i vari Pastore, ho letto di tutto e di più, Franco, nomi importantissimi, fonti autorevoli, attenzione, sono fonti che... Il calciomercato è bello perché è vario. È bello, è vario, ognuno ha la sua verità e le sue fonti sicurissime. Queste dei Polidori poi l'ha detto l'amico Gianluca Di Marzio, che è una fonte molto attendibile, bisogna anche stare attenti dove arrivano, e probabilmente questa è una delle piste forse più veritiera rispetto a tutte quante le altre. Allora, so che tu non mi abbiamo solo il Cosenza, il Rende... Ciardullo, sentiremo Ciardullo, sì, sì, sì. Allora, no, perché il Rende, voglio dire, ha una squadra che a mio avviso meno attaccano e meglio è. Allora, so che tu non mi direi nulla, però io si vive nello spogliatoio, no? Allora, ti faccio una domanda, visto che sei diventato da poco direttore sportivo, non da team manager del Cosenza. Cambieresti tanto o cambieresti poco nel Cosenza di oggi? Lo devo fare ammazzare subito. Io ti rinnovo i complimenti e sottoscrivo quello che ha detto Giovanni giornalisticamente, ma non voglio e non posso assolutamente entrare nello specifico. È chiaro che qualche considerazione la possiamo fare anche generica. No, si parla di considerazione, non è che ti devi sostituire al direttore sportivo Trinchera, per carità. A me questo personalmente è un mese che non mi piace tanto, perché ci nemmeno a noi, sai. Troppe chiacchiere, troppe cose, e spesso ci possono
possono deconcentrare da quello che è l'obiettivo del terreno di gioco, insomma, è un mese che chi più chi meno ne ha... Forse è troppo lungo, come dice Allegri, dura troppo. Esatto, al di là di questo, simpaticamente mi viene da fare una considerazione come sia tutto relativo a riguardo del calciomercato, perché insomma tanti giocatori che da noi fino a un mese, 2 mesi fa venivano messi alla gogna, venivano insomma etichettati come da vendere o in altri termini anche poco carini, oggi invece siano considerati diversamente. Questo che vuol dire? Vuol dire che poi le società, secondo me, il direttore e il mister insieme al presidente sanno questo perfettamente, devono essere bravi a valutare le cose in maniera lucida, senza farsi trascinare dai momenti e dalle situazioni, perché tutto quello che nel calcio è oggi può non essere domani, quindi abbiamo finito benissimo, quindi mi verrebbe da dire spontaneamente perché dovremmo cambiare poi così tanto come si legge, quindi siamo in un momento così felice, insomma sereno, dove siamo riusciti a compattarci in maniera importante, quindi il mio insomma auspicio è quello di ritrovarci più persone possibili insieme per continuare questa rincorsa. E allora sentiamo Tommaso. invece Tommaso e poi il E direttore poi il generale direttore, Rende. sì. Io invece passerei direttamente al... Bravo, poi fai un salviamo le riassunto. Mi campane. sembra uno scaricabarile, Bravo, però va bene. No, vabbè, il calciomercato non ne vuole parlare. Allora la prossima Attenzione, settimana tattica. avremo Alessandro Russo via telefono e inviteremo nuovamente Antonio Clausi, che salutiamo simpaticamente, Cerco che è di l'uomo del essere- calciomercato cerco di essere cosentino. breve, Allora breve, sentiamo passare poi Ciardullo. la- So che il Direttore. Rende non dovrebbe fare al Alessandro complimento. Il Rende non dovrebbe fare chissà quali grandi cose su questo mercato, ma qualcosa farà. Anche a livello giovanile. Così, cioè... No, io vi dico questa cosa, che probabilmente abbiamo conseguito un equilibrio di spogliatoio Importante. che va davvero oltre gli aspetti tecnici, ma non è diplomazia la mia, è una considerazione sacrosanta, è una cosa vera. Uno spogliatoio che ha conseguito, ripeto, un equilibrio che va oltre gli aspetti tattici, tecnici. E quando dico oltre significa di rapporti umani, di serenità, di equilibri proprio interpersonali. E allora secondo me, ma è la linea un po' della Presidente, di Giovan Battista, di Bruno, insomma Trocini, l'idea che insomma dobbiamo preservare questo equilibrio diventa preminente, Sì. anche perché insomma la squadra ha fatto veramente bene, 31 punti sono un tesoretto straordinario. Detto ciò... Ne mancano 7-8, 9. 9, ma... Per la salvezza, come si dice in casa Rende. Detto ciò, è chiaro che stiamo attenti a quello che può succederci intorno. Abbiamo rapporti importanti con le società professionistiche di Serie A e di Serie B per avere eventualmente e programmare qualcosa per il futuro a livello di ragazzi di primavera. E questa secondo me è una finestra che a noi è uno spaccato che interessa molto, proprio perché non tanto per questo campionato ma per programmare il prossimo. Sì. D'altro canto abbiamo molte attenzioni per i nostri giocatori. Ecco, questo le volevo chiedere. C'è Questo è qualche vero. giocatore richiesto in maniera Questo concreta? è vero, abbiamo molte attenzioni e forse siamo stati bravi intanto nell'avere una rosa di giocatori di proprietà, sono tutti giocatori del Rende e sono per la maggior parte dei giocatori che hanno un biennale o un triennale. Ci siamo tutelati perché insomma forse avevamo visto anche delle capacità laddove qualcuno non le aveva intraviste, penso a ragazzi come Sansone che non hanno avuto nessuna esperienza in categoria, Godano, ma lo stesso Laribbi, Rossini, Blazé, insomma sono tutti ragazzi che probabilmente all'inizio di stagione sui quali nessuno forse puntava e invece stanno avendo, ve lo assicuro, le attenzioni di squadre importanti. È chiaro, se dovesse arrivare tipo il Cosenza qualche... per Sansone, è vero? No, non lo so, è una notizia, lo chiediamo a che... No, noi con il Cosenza abbiamo un forte contrasto per Pellissieri. Siamo tutti là. Era una battuta con Kevin, no. E quindi effettivamente se dovesse venire qualche offerta importante per questi calciatori la valuteremo, anche perché sarebbe insomma anche, come dire,
cosa giusta, opportuna, vabbè, è normale, no? dare delle chance a chi è cresciuto con noi come Sansone. Mi sembra che poi il vostro Godano. obiettivo alla base ci sia quello praticamente del lancio dei giovani, no? Ma noi non possiamo prescindere da questo. Quello è l'oggetto della vostra società, esatto, mettere non in vetrina possiamo questi prescindere. giovani e poi darli Per questo magari... dicevo che magari è ipotizzabile più qualche innesto di qualche 98, 99, Esatto. di qualche primavera che potrebbe... abbiamo rapporti insomma, ma anche col Crotone, no? Siamo attenti a quello che possa succedere sotto questo profilo. Posso chiederti i rapporti col Cosenza Calcio come sono e con le altre società calabresi? Col Cosenza ottimi, proprio non abbiamo avuto mai tranne per motivo... Tranne per Questa è una fake news, Pippo, una fake news. Pellissier è una fake news, non lo scrivete, è una fake news. No, abbiamo rapporti sani, direi proprio sani, perché... Sono stato contentissimo tra l'altro di aver ricevuto da parte loro, voglio Pellissier. ringraziarli nuovamente per quella targa insomma, durante la partita. Sì, è vero. Ma sì, quella cosa era, ci tenevamo perché... Lo vogliamo ricordare, la targa ricordo alla famiglia Marulla. Al papà di Kevin, perché pensando nella fase pre-derby a cosa potesse in qualche modo accomunare e anche rendere solenne questo derby che mancava da così tanto tempo, se c'era proprio un trade union abbiamo pensato alla figura di Gigi. Ed è stata una nobile iniziativa, è stato lodevole e nobile. È Vi ringrazio stato ancora ovviamente un campione straordinario per Cosenza, ma abitato a Rende, in Marulla probabilmente si è identificata una provincia, una regione, no? Io personalmente sono di Pignano, per cui come non ricordare Gigi anche come appunto riferimento importante. E abbiamo pensato proprio a questo riconoscimento per dare maggiore lustro a una partita che mancava da oltre un trentennio. Che vero. Ecco. E Tommaso, invece a te volevo chiedere, se fossi tu oggi l'allenatore del Cosenza, cosa cambieresti, quali giocatori andresti a chiedere alla società? Allora, da premettere che questo... Allora, da premettere è una bella domanda e rispondo No, Tommaso è uno di quelli abituati. Sì, però lei è proprio brava. Ma conosce pure la stampa di Cosenza, ci ha avuto a che Da fare. premettere che questo non è il periodo degli allenatori, non è il periodo dei direttori sportivi, oppure se sono magari messi in causa oppure presi in causa è perché fanno un po' da tramite, è il periodo degli orsi, che sono i procuratori, che escono fuori dal letargo dopo circa 5-6 mesi. Bello, mi piace. Non ho offeso nessuno. No, per carità, è bellissima che escono fuori dal letargo per carità. E cominciano un pochino a sentire i malumori dei propri assistiti, perché oggigiorno Io non ci voglio quando stare, io non mi trovano sono spazio, ambientato, è no, semplice Tomma. chiamare il procuratore e dire trovami Non me ne voglio squadra andare. e via dicendo. Siccome è anche business per i procuratori, È normale. e cominciano un pochino a Rompere le mettere scatole. voci, nomi nelle varie squadre. Ritornando invece alla tua domanda, per cui eliminiamo gli orsi e se gli allenatori hanno più potere decisionale nel cercare di avere dei giocatori da poter rinforzare o da rafforzare questa squadra, io non toccherei niente perché, ripeto, l'ho detto, lo sostengo, lo risostengo nuovamente, ho detto questa è una squadra che non è stata costruita male, ma è stata costruita male per un sistema di gioco che non era adatto a questa squadra. Sì. Ok, allora, siccome lo stanno dimostrando, ecco perché non vogliono andare via, io sono contento per questi ragazzi che stanno dando adesso prove e dimostrazione che hanno masticato amaro per un periodo, stanno ottenendo dei risultati attraverso il lavoro, attraverso i sacrifici, che è una cosa normalissima anche per loro perché fanno questo di mestiere, e cambiare aria, tanto per cambiare, penso che non... Io dico da allenatore andrei a ritoccare soltanto in quei ruoli dove magari, visto ora l'esplosione anche di Tutino, io darei anche, come dire, la giusta considerazione anche a Tutino, anche se è un giovane. Certo. Capire se andare a prendere un giocatore con delle caratteristiche là davanti e per fare quell'ulteriore salto in avanti a questa squadra, perché poi, ripeto, è sempre l'attaccante a finalizzare un po' tutta la mole di gioco fatta della squadra.
si è cominciato a dare fiducia a Palmiero, in pianta stabile, si è cominciato a dare fiducia a Dorazio. Ripeto, cercare di dare delle entità in squadra a ognuno di loro e poi andare a ritoccare se Perina vuole andare via, magari visto che sta giocando Sarac, ma può essere pure che noi parliamo di Perina e Perina vuole rimanere per riconquistarsi di nuovo il posto, perché ci può essere anche questo. Io non sono all'interno dello spogliatoio, uno come Perina. Voglio dire, però se c'è la possibilità di qualche giocatore di poter andare in qualche società, ma non perché per la stessa categoria io preferisco rimanere a Cosenza, perché io penso che sia una delle piazze più belle e più importanti della Serie C, ma se c'è la possibilità di andare a migliorare, allora magari che ben venga questo aumentare di categoria e magari mettere dentro, per cui andare a ritoccare pochissimo, perché la squadra adesso sta dimostrando di essere ha raggiunto il suo equilibrio. Sì, e come ha detto prima Giovanni, cercare di andare a rimettere di nuovo nuove pedine significa di nuovo ricominciare di nuovo, non dico da zero, ma quasi, e invece già c'è un assetto, mancano 4 mesi, andare a rinforzare dove c'è da rinforzare e secondo me ci sarà un girone di ritorno totalmente diverso da quello che è stato fatto nella prima parte. Allora Silvia, prima di andare a vedere il prossimo turno, vogliamo ricordare la partita di Coppa Italia di domenica? Di domenica 14 gennaio alle ore 15 allo stadio San Vito Marulla. Cosenza-Trapani. Cosenza-Trapani, gara secca, è importante, insomma, importantissimo il risultato di questa partita perché per quello che insomma dice il regolamento, chi passa il turno passa a una fase successiva e poi insomma ci sono tante cose, sono più le cose a favore che insomma le cose negative. Il Trapani sicuramente terrà a questa partita così come il Cosenza, non giocheranno le seconde linee secondo me di nessuna delle due squadre, quindi sarà una partita bellissima ed è importante anche l'apporto del pubblico di Cosenza dopo questa serie di risultati positivi. Sì, vogliamo andare a vedere quello che sarà il prossimo turno alla ripresa ovviamente. Vediamo se chiediamo alla regia. Ecco qua, Enzo Leonetti, vediamo perché vediamo chi affronterà il la Cosenza. regina sfiderà il Catanzaro, la Paganese, mentre Catanzaro giocherà con la Juve Stabia, il Cosenza giocherà contro il Matera e il Rende va a Siracusa, quindi insomma sono queste le partite delle calabresi. Vai. Agragas Monopoli, Casertana Fidelissandria, Cosenza Matera, Juve Stabia Catanzaro, Lecce Catania, Fondi Francavilla, Regina Paganese, Sicula Leonzio Trapani, Siracusa Rende. Il 21, fra 2 settimane. Il 21. Kevin, Cosenza Matera a che ora si gioca? Alle 20:30. Al momento è per le 20:30 al momento, sì. Ok, al momento è le 20:30, mentre Lecce Catania mi sembra... No, diceva Ciardullo che le Rende giocherà in anticipo. Noi giocheremo sicuramente il sabato. In anticipo, cioè l'anticipo della giornata. La partita è prevista per le 20:30. Quindi giocherete giorno 20? Giorno 20, sabato 20. Però abbiamo chiesto di anticipare alle 16:30, ancora non abbiamo l'ufficialità, potrebbe essere spostata a quell'ora. Quindi alle 16:30 in linea di massima. 23. Comunque sempre sabato. E ci sarà l'anticipo comunque su Sport Italia o su Rai Sport? Sapete no, mi sembra e no. dovrebbe essere al sabato anche Lecce Catania. Sì. Tommaso, Lecce Catania. Era una bellissima partita, penso. Lì già non dico che si decide un campionato, però una buona parte del campionato penso che si decide, perché in questo momento mi sembra che ci sono 5 o 6 punti di distacco. 4 punti di distacco il Catania dal Lecce. 45-41. Esatto. Per cui penso che un'eventuale vittoria del Lecce ti porta a 7 punti. Ti porta a 7 punti e 7 punti già è un discreto margine di vantaggio per il resto del campionato. L'unica fortuna forse è quella che si incontrano per qualsiasi risultato possa venire fuori alla seconda giornata, perché è la seconda giornata del girone di ritorno, terza giornata della partita di ritorno, per cui ancora ci sono altre partite da affrontare. Se magari era 16 partite. alla 12ª, 13ª, magari già i giochi erano fatti, e allora ancora c'è un discreto margine anche per un'eventuale caduta di entrambi di poter recuperare. Però 7 punti
cominciano a essere Io a già... Kevin, prima di chiudere, vorrei chiedere questo. Sono 2 partite che il Cosenza giocherà in casa, l'abbiamo detto, domenica prossima in Coppa Italia contro il Trapani, partita secca, e poi ci sarà praticamente la partita di campionato contro il Matera. Ecco, bene, si potrebbe ricreare un bel po' di entusiasmo a questo punto, Kevin? Assolutamente, sì, la cosa fondamentale da parte nostra è continuare dal punto di vista dell'entusiasmo su questa strada. Io spero che tutta la tifoseria, tutta la città abbia capito che è una cosa fondamentale, che non si parte certo per fare male, oppure non si lavora sicuramente non si lavora per non ottenere i risultati. Quello che abbiamo fatto noi quest'estate è assolutamente in buona fede, è stato quello di cercare di migliorarci. Devono darci fiducia, ma perché poi, come dico sempre io, il prete quando ci si sposa dice nella buona e nella cattiva sorte. Quindi sei profondo oggi, proprio nel momento, insomma, del bisogno, stare vicini è fondamentale, perché poi quando si riesce, come in questo caso, a risollevarsi è più bello e sicuramente dà molta più soddisfazione poter dire tutti insieme di averci creduto anche nei momenti negativi. Certo. Bene, allora andiamo a ringraziare i nostri ospiti, Pippo Gatto, Kevin Marulla. Grazie, vi do appuntamento venerdì, non cambiate canale, sempre su Tele che c'è Anteprima Sport. Grazie a Kevin. Grazie a voi. Grazie a Tommaso Napoli Grazie a voi, e grazie buonasera. al direttore generale del Rende, Giovanni Tordullo. Grazie a te, Franco. Grazie Silvia, e salutiamo naturalmente tutti gli amici che ci hanno seguito da casa. Replay torna lunedì 15 gennaio, sempre alle 15, sempre su Teleeuropa Network. Grazie a tutti, buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.